appena eletta. Maria Grazia Sedda, Endas, si parla di che cosa? Si parla intanto di una figura storica nell'ente che insomma rappresenta veramente tantissime realtà della nostra città e dell'Interland, e soprattutto per il sociale, anche se poi il tramite lo sport. Complimenti. Grazie mille Ico. Sì, sono molto felice, diciamo che ormai sono tantissimi anni che collaboro con l'Endas, dal 1997 con allora presidente Stefano Perrone. Tante le attività svolte in seno all'Endas, soprattutto di tipo sportivo, l'organizzazione dei campionati, delle maratone, dell'Endas Performance, grandissima manifestazione ideata da Stefano Perrone. Oggi ci vediamo impegnati in quelli che sono i progetti sociali, soprattutto riguardanti lo sport, integrazione economico-sociale, integrazione con le categorie in situazioni di svantaggio. Diciamo che lo sport, l'Endas ed il sociale sono diventati un denominatore unico comune. L'Endas è impegnata su tanti fronti, sia nelle attività sportive tradizionali, ma ci stiamo facendo avanti anche in quelle che sono le realtà sportive emergenti, nuove, per citarne una su tutte, il padel, che ad esempio è ormai lo sport del momento. Presidente, la blocco un attimo perché mi piace sottolineare il fatto che scientemente parlate solo di sport, sociale, inclusione e quant'altro, però anche dal punto di vista per esempio fiscale siete veramente il trade union tra le società e il marasma generale che si è venuto a creare in questi anni, ultimi anni, per quanto riguarda la gestione delle società, cioè si parla di cose reali, si parla di fisco, si parla di oneri che talune volte, se non si conoscono le prospettive alle quali bisogna naturalmente adeguarsi, creerebbero dei problemi, cosa che da voi invece mi pare che sia un capitolo veramente scritto a parte. Certo, non ci occupiamo di fiscalità nel dettaglio, questo lo lasciamo fare ai professionisti del settore, però i nostri uffici sono sempre pronti, leggiamo le normative dal momento in cui vengono proposte, ci impegniamo nel leggere le circolari, di farle nostre e di inviarle subito alle nostre associate, in modo che in modo tempistico siano pronte a diciamo così rendersi legalmente attive dal punto di vista normativo. I nostri uffici lavorano in continuazione su tutto ciò che riguarda le normative della riforma dello sport, sulle normative dettate da Sport e Salute, dal CONI, e per questo siamo in continuo aggiornamento. Da questo punto di vista l'Endas nazionale ci aiuta tanto, perché appunto oltre ad informare noi invia mail continue ai nostri associati, e poi abbiamo una stretta collaborazione con i commercialisti del territorio, con gli avvocati che si occupano appunto di associazionismo sia sportivo che del terzo settore, quindi speriamo di dare più risposte possibili a quelle che sono le nostre associazioni, e in tutto il territorio, ci tengo a precisare, non solo su Sassari dove ha sede l'Endas regionale, ma anche nelle sedi di Nuoro, Oristano e Cagliari. Presidente, i migliori auguri per il prossimo lavoro che andrà a fare, e naturalmente avremo il piacere di sentire anche altre realtà di questo mondo Endas, che poi parleremo di numeri e sono davvero grandi. In bocca al lupo. Grazie a te Icco, e speriamo di sentirci presto con le novità sulle nostre manifestazioni sportive, sui campionati, gli eventi che organizziamo e tutti i progetti sociali e sportivi che intendiamo portare avanti. Grazie mille.